la bellezza dell'innovazione. Abbiamo portato dall'Italia una tecnologia innovativa che fa respirare il padiglione. Tra i pochi che non ha un condizionamento artificiale, le microalghe che coltiviamo in queste grandi vasche che abbracciano il belvedere assorbono la CO2 ed emettono ossigeno. In Sardegna, ad Arborea, in un'area blu d'Europa, noi arriviamo a produrne 8 tonnellate. Può essere una delle soluzioni per sfamare il mondo, è il cibo del futuro. La spirulina è una microalga nota da centinaia di milioni di anni perché è stata l'attore principale del cambiamento dell'atmosfera azotata della Terra in un'atmosfera ossigenata. Abbiamo sviluppato una tecnica che ci consente di studiare e di coltivare la spirulina in condizioni di microgravità molto estreme, 100% di CO2, quelle che appunto si hanno su Marte.